Le Vignole, come avrei potuto capire da quel che vi fa vedere pochi secondi prima, sembra un posto particolare, un'impresa delle pompe funebri dell'Alex Alessandro Fruner. Alessandro, quando è che ti scominci a fare questo mistero? Questo mistero schio comincia il 1° maggio del 2001. Ah, prima cosa facevi? Prima avevo un po' di una vita abbastanza. Prima do bar a riva, dopo la cantinota, fino al 98, e dopo facevo stufaole, che mi è sempre piaciuto. Ho fatto il muratore da boccia come papà, ecco, facevo stufaole. E dopo mio fratello che aveva le pompe funebri a riva, a Frunerenzo, e mi ha detto: ascolta, che calzare che moleria ad Arco, se te volessi trovarlo amico, pensa solo a 2 o 3 mesi, perché io, insomma, va bene che aiutiamo mio fratello, lo sa un po' ambientale questo lavoro qui, ho pensato 2 o 3 mesi, anche perché il mio lavoro mi piaceva, quello delle stufiaole, e dopo ho deciso, col 1° maggio del 2001, di calzare una pensione e mi sono subentrato, che ero lì, lavoriamo insieme a Claudio Galvani. Quindi ti è cambiato completamente. Come sta, ad esempio, l'impatto? Beh, in realtà non sta così normale, perché mi da 2 o 3 anni che ogni tanto do una mano a mio fratello arriva, perciò pian piano mi sono abituato, insomma, entrare un po' dopo il lavoro un po' più difficile è il contatto con i parenti, insomma, che bisogna avere un po' di tatto, un po' ogni situazione, insomma, è diversa una dall'altra, perché ti ripeto che ad esempio con la Salma ero già abituato, anni che era abbastanza abituato con mio fratello. Dopo che è stata situazione anche lì, insomma, che è abbastanza... Sì, quindi non le sta una roba nuova. No, non sta proprio una roba attualmente da bianco e nero, ecco, che sta dalle varie sfumature, insomma. Ma ascolta, a essere vicini, vederla la morte in faccia praticamente, cioè i risultati della morte, quindi vuol dire anche gente messa male dopo l'incidente, cosa comporta? Dipende dalla situazione, per esempio quando sei andato su qui due che casca con l'aereo, lì sta un po' drammatico, perché non era proprio tocchi da parte, perché l'altro, insomma, non è dentro proprio. No, ma dico... Dopo vara i giovani, ecco, quando era giovani è un po' drammatico, anche perché... Cioè, vuol dire, provi anche a voi, non siamo anziani, quel che prova la è normale. Ripeto, certo, se si va dalla vecchiotta, alla vecchiotta che ha 90-100 anni, ti sai che è la natura, certo. Ecco, quei giovani, quella è dura, o tra incidenti sulle strade, ecco, e siccome può capitare a tutte le ore della giornata, 24 ore su 24, può capitare, vuol dire anche nei momenti sbagliati, magari quando ti hai da fare robe particolari in famiglia o... quando diciamo, purtroppo bisogna andare 24 ore su 24. È dura. È dura. Dopo per via delle malattie, roba così, noi non che pensiamo per che pensasse per finire di vivere. Chiaro. Non che pensiamo, ecco. Però ti alla morte te pensi in maniera diversa da quando ti fai questo mistero? Sì, perché ti arrivi quasi a, non dico abituarti, no, perché non si abitua mai, penso, però mi dicono anche a mio papà, cioè, diventa una roba un po' più, te sai che cioè, non è una roba improvvisa. Avrebbe fatto tutti i dì, sai, insomma, che la morte a un certo punto è quasi un dovere, insomma, è quasi una roba che arriva, ecco. Ma insomma, a parte i giovani, insomma, certo, ma per serrarla via, ha paura di morire? No. Io ho paura, no, non ho paura. Dopo bisogna vedere al momento, insomma. Sì. Però dicono che ma penso che paura di morire l'avevo un po' più avanti quegli anni, penso, il giovane non ha paura di morire, non pensa neanche, insomma. Dopo questo lavoro qui, ma mi sforziamo a non pensare, perché se ti pensi alla morte, ti sei contato tutti lì, certo. Ma ti vai a finire a euro, se ti continui a pensare, perciò chiaro. Ascolta, la crisi ha inciso anche su sto settore, certamente che è così. Beh, la crisi sono su tutti i settori, perché questa volta uno dopo pensa a fare una roba un po' più tranquilla, a fare una roba un po' più limitata, capì? Un po' manovra che lo stesso, che
delle casse, sono che vari beni, che vari prezzi, ecco, la crisi la sente tutti, insomma. Quindi, e dopo anche, insomma, un po' tutte, se prima... Tendenza a risparmio. Ecco, certo, tendenza a risparmio, tendenza a prolungamento, insomma, e maggiori cremazioni. E maggiori cremazioni, sì, ma quella è una roba non della crisi, ma è una roba che penso un po' avanti che se va qui anni si cremerà tutti, perché... Questo comporta fatto un risparmio dopo anche al cimitero con le cremazioni. Certo, anche perché il comune paga la cremazione e il trasporto, certo, con un piccolo incentivo, anche quello insomma comporta a dire, la facilità, ma però vai anche proprio nella testa, nella prassi del farsi cremare, perché non sai che pensa più dopo le vie. Certo, si parleva prima che diverse religioni, quindi diversi modi di seppellire e di curare, fra virgolette, i morti. Certo. Qualche esempio? Esempio, che muore un musulmano, per esempio al cimitero o all'ospedale dove l'è lì che pensa a loro, lo lava, gli fa le sue preghiere, lo sistema nei suoi menzoi e tutto, e dopo si porta al suo paese. Quello che pensa lui proprio lei, specialmente che il suo prete, non so adesso come chiamarlo, ecco lì di suo lo lava completamente, lo profuma, lo mette nel sol, ecco, e si arrangia loro. E si arrangia loro, sì. Dopo si porta naturalmente al suo paese, insomma. Gli altri riti particolari? No. Parti musulmani? Musulmani, sì, per il resto tutte... E voi portate anche le salme all'estero? Sì, ma in Macedonia anche un po' tempo fa, con la macchina sono partiti a Porta dopo, oppure spedisse per aereo, così. Di tanti, per esempio russi, anche russo, un francese che è cascato col parapendio, che è molte più classiche qua, per portare a cremare e sta mandando via le ceneri dopo. Ho capito, cioè praticamente... si fa cremare qua anche dei tedeschi. Perché uno si fa chiamare qua, dopo si porta via le ceneri. E che è dei periodi durante l'anno che la gente muore più che altri? Sì, ad esempio il maggio, il giugno e i primi metà di luglio, quando le temperature, le miti, belle temperature, ho visto proprio negli anni lì che è in calo proprio dei decessi. Sarà per la temperatura, sarà perché il corpo... Dopo che è l'inverno, la primavera, l'autunno, sì, che è in aumento. Dice che il calo non è quei 3 mesi lì. Il calo, invece le punte? Le punte dipende, ma comunque sempre gennaio, febbraio, ottobre, novembre, così. Ultimamente si muore più anziani che una volta, in media. Sì, no? A parte da 108 anni. Le tragedie. Ecco, più anziani, però... dilettanti anche che dai 60 ai 70, cioè non saperia proprio... Sì, comunque vabbè, l'età si è alzata. Sì, l'età si è alzata, l'esperienza negli anni, io non mi dare a cazzare, negli anni 60 come che l'era, però sì, insomma l'età. L'ultima roba, sta chiedendo, è una roba da popolare, insomma. Ti dà fastidio magari quando ti chiama Becchim o si ti vede passare se tocca? No, oddio, una volta che fai sto Mr. Kini non ero mai al bar, camminava tra i muri per non farsi... No, adesso non ti dà fastidio, no, anzi, a parte che la gente, è qualche dunsi che... ma pur scherzando così... Dopo se hai qualche molto pesanti ti evita perché poi... ma quella è l'ignoranza delle persone che continua, la battuta è accettata da tutti, anzi la ferma anche noi, però dopo se è quel che continua, quando ti vede proprio ti levite e basta. Chiaro. No, ma una volta sì, una volta che veniva al bar, veniva qui, veniva là, camminava davanti al muro per non farsi vedere, mi nascondeva, nascondere, è una roba normale. Chiaro. Ecco, no, assolutamente no. Vabbè, la storia delle cremazioni, com'è che la funziona? Cioè, brucia la bara e brucia tutto? Cos'è che brucia? Tutti brucia. Deve tirare via le parti metalliche, maniglie, crocifisso così, e dopo le vai messa nel forno e vai brucia tutto. Della bara, del cofano, della cassa resta un pugno di stendere così, perché dei 40 kg e 50 di legno resta un pugno di stendere, poi le vai a aspirare, sempre dal forno le vai a aspirare,
la carne la brucia tutta perché siamo fatti di acqua, rimane lì gli ossi coti e poi va il masnai e le ceneri le ossi, praticamente l'anellini di ossa, le ceneri pulite. Ho capito. Perché non dentro le ceneri della bara perché deve aspirare, proprio. No, ma è una domanda che mi fa parecchi, da vedo usare la bara, completamente ho capito, usata. Capito. Ecco. Praticamente resta il granellini di ossa. Resta il granellini di ossa, perché la carne la brucia tutta, certo. Infatti e resta il granellini di ossa, quelle le ceneri e non è detto che un grande abbia più ceneri di un piccolo, perché dipende dalla grossezza degli ossi. Ah, certo. I costi è abbattuti dal comune? Dal comune, quasi completamente dal comune. Sì. Ho capito. Quindi conviene la cremazione? Conviene sia per la parte economica sia anche per dopo, perché non si tira su nessuno dopo 10 anni, 15 anni. Ma è la chiesa che non la vede bene la cremazione? O sbaglio? No, la città, mi capita anche di cremare due preti per quello. Sì? Sì, ma la città, cioè... quindi è superata questo problema. Sì. Perfetto. Alex, grazie e a proposito delle battute sperando di non vederne, anzi non ne vedrei per forza perché bisogna vederle, se ne vediamo uno o l'altro. Certo, vuol dire che manca, esatto. Grazie ancora. Niente, ciao.